E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande, qui su Radio Libertà. Allora Giuseppe Sala già è pessimo come sindaco, ma sindaco anche nella veste del banale ma necessario per la cittadinanza amministratore, manutentore, figuriamoci diciamo sindaco in termini progettuali, in termini di visione di città. La sua visione di città sostanzialmente è un congratularsi reciproco tra amichetti della ZTL, mentre tutto quello che è fuori sprofonda sempre più in una massa indistinta di insicurezza e inaccessibilità del centro cittadino. Questa è un po' la sintesi di Sala nel suo ruolo. Figuriamoci quando esce dal suo ruolo, quando vuole fare lo storico, quello che dispensa patenti di credibilità storica o addirittura morale. Derraglia nel ridicolo involontario. A cosa ci riferiamo? Al fatto che il sindaco di Milano ha reputato, a margine del Consiglio Comunale di ieri, di tornare sull'indecoroso, grottesco, ossimorico 25 aprile che è andato in scena a Milano, cioè quello che sulla carta è il giorno in cui si commemora la liberazione dal nazifascismo, ha visto tra le altre cose l'assalto a degli ebrei accusati di essere tali, a cui è stato gridato anche siete solo saponette mancate. Cioè li si è accusati di non aver fatto, diciamo, la fine prevista per loro da Adolf Hitler. Questo ormai è il controsenso totale che va in scena ogni anno, anche a Milano, soprattutto a Milano, dove va in scena spesso la versione ancora più ideologizzata di questa follia ideologica. Ebbene, Sala ha reputato di intervenire ed ha parlato come un esponente, diciamo, scalmanato del fronte pro-PAL. Non c'è più nessuna differenza ormai all'interno del cosmo di sinistra, almeno su questi temi. Dice Sala, da quello che mi dice Lampi, aveva avuto garanzia che non ci sarebbero state bandiere israeliane. Ma in che senso? Cioè, quindi Sala sta valorando il fatto che per andare in piazza il 25 aprile bisogna prima passare dall'autorizzazione dell'ANPI, cioè l'ANPI ha il monopolio fisico e simbolico di quella piazza, una sorta di Politburo o di Minculpop all'incontrario, cioè nel giorno della liberazione dall'autoritarismo si approccia alla festa con un'ottica autoritaria, perché bisogna prima passare dal permesso dell'ANPI per ostentare la propria bandiera. Penso che l'errore sia stato partecipare con le bandiere israeliane, dice Beppe Sala, riferito a un giorno in cui si sono viste bandiere palestinesi, bandiere con la falce e il martello, bandiere cubane con l'icona di Che Guevara, che c'entrano come i cavoli a merenda con la liberazione. Il problema erano le bandiere israeliane. In questa fase solo un fatto di buonsenso: sarebbe certamente meglio che non ci fossero state, anzi non dovevano esserci. Cioè per Sala non dovevano esserci il 25 aprile in piazza quelle bandiere che richiamano all'esperienza del popolo ebraico che ha anche combattuto nella brigata ebraica per liberarci dall'oppressione nazifascista. Dopodiché, bontà sua, penso che sia corretto che partecipino, cioè non vuole proprio espellere gli ebrei dal consesso civile e dalle celebrazioni, ovviamente non dando spazio all'interno a nessun tipo di provocazione. Qui bisogna intendersi cos'è provocazione. Provocazione è rivendicare la storia oggettiva, film militare della brigata ebraica, è rivendicare l'appartenenza a quella stella di Davide che poi ha fondato lo Stato di Israele, che nasce come diretta conseguenza delle tragedie della Seconda Guerra Mondiale. Cos'è provocazione? Perché sembra che Sala abbia una soglia di sensibilità alta solo riferito a quella bandiera, non ad altre bandiere. Tutti parlano della brigata ebraica e credo che nessuno sappia cos'è esattamente, quando è nata, che origine ha avuto. In questa ipersemplificazione non ci guadagna nessuno.
magari non lo sai tu, caro sindaco, cos'è la Brigata Ebraica. Cos'è la Brigata Ebraica è abbastanza noto. È un gruppo di combattimento, un corpo istituito il 20 settembre del 44, su volere anzitutto di Winston Churchill, impressionato dal massacro degli ebrei sul continente, che voleva anche simbolicamente segnare una loro presenza militare contro la barbarie nazifascista. Ha svolto per esempio un ruolo fondamentale nella battaglia dei Tre Fiumi dell'aprile 45, che fu decisiva per lo sfondamento definitivo della linea gotica, la liberazione integrale della Romagna e quindi la salita accelerata verso nord, la liberazione di tutta Italia. Questo è la Brigata Ebraica. E poi vorremmo capire questo strabismo delle bandiere di Beppe Sala. Perché non dice sulla bandiera palestinese, che per lui non rappresenta mai una provocazione e va sempre bene in piazza il 25 aprile, quando la bandiera palestinese rappresenta oggi, anzitutto, spiace ma è così, gli sgherri nazi-islamici di Hamas, che nei loro ritrovi fanno il saluto nazista, che praticano l'oppressione sistematica del dissenso, tra le altre cose degli omosessuali, e che approcciano gli ebrei come li approcciavano le SS, fondamentalmente. Non solo, ma se vogliamo riferirci ad allora, mentre la Brigata Ebraica risaliva la penisola, c'era una bella fetta di società palestinese alleata di Hitler. Il Gran Muftì di Gerusalemme era un alleato esplicito di Hitler. Muhammad Amin al-Husani, principale autorità allora politico-religiosa palestinese, collaborò al reclutamento di musulmani nelle formazioni delle SS, si incontrò più volte con Hitler, caldeggiò lo sterminio degli ebrei. Insomma, caro Beppe Sala, se entriamo nella analisi comparata delle bandiere, non capiamo perché sollevi un problema sempre solo la bandiera con la stella di David, ma forse il problema è molto più semplicemente, banalmente, a un livello terra-terra, la sua cronica endemica, ormai inaccettabile, inadeguatezza. Sarà sempre troppo tardi quando Milano finalmente aprirà una pagina nuova. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto